Allora, prima della pubblicità, Capelli aveva fatto una provocazione all'avvocato. Sì. Riassumendo, per chi magari ci ha seguito. Riassumendo, c'era nell'ordine del giorno una legge approvata oppure non più convertita in legge, una proposta per cui per evitare l'affollamento delle cause in tribunale Sì, sì. si poteva ricorrere a un mediatore. Il mediatore, secondo noi, deve essere un giurista o comunque un avvocato. Mediatore, la figura del mediatore. In modo da evitare che già esprimesse il suo giudizio. Poi questo giudizio può essere appellato direttamente in tribunale, però alcune di queste cause potrebbero essere anche evitate perché le parti magari si accorderebbero o troverebbero un accordo, insomma. Quindi chiedevo che fine ha fatto questa proposta? Allora, guarda Adolfo, è stata una questione ampiamente dibattuta, quella dell'introduzione dell'istituto della mediazione. Per il quale alcuni avvocati hanno fatto dei corsi, tra l'altro, Sì, no? esatto, si era anche preparati in tal senso. E la querela che era sottesa a questo istituto è questa, ma alla fine serve o non serve l'istituto della mediazione? È un problema su cui anch'io mi sono interrogata. Allora, la finalità a mio avviso è sicuramente condivisibile, nel senso che si vorrebbero snellire le pratiche, dire eliminiamo quelle che si possono... ridurre anche la tassazione, cioè delle spese poi che ci possono essere. Esatto, la finalità a mio avviso poteva essere effettivamente positiva. Eliminiamo quelle cause che effettivamente si possono risolvere con le buone, parlando in termini tecnici, e quindi liberiamo un po' il peso di cui facciamo carico i tribunali. Però poi nella realtà concreta, come sempre, vengono i nodi al pettine, nel senso che non è assolutamente così facile poi, ed è stato il motivo per cui poi si è messa in discussione. Allora, nel senso che anzitutto comunque anche la mediazione ha un costo e sono previsti ovviamente dei tempi. Nella realtà concreta cosa si è visto? Che in realtà spesso e volentieri non sortiva effetto positivo, nel senso che le parti, è stato giustamente osservato che se le parti sostanzialmente avevano volontà di mettersi d'accordo, potevano giustamente farlo anche attraverso la figura dell'avvocato, anche in corso di causa eventualmente. Allora, così spesso non accade, nel senso che laddove la litigiosità è realmente forte non se ne esce, quindi nel concreto si finiva per aumentare comunque i costi, perché comunque anche la mediazione ha un costo, e per allungare i tempi. Quindi a mio avviso, calata nel concreto, quella che era una finalità positiva non ha avuto l'effetto voluto. Fallimentare. Allora, questo non è andato bene. Dubito che un avvocato dica al suo cliente non abbiamo speranze di vittoria, perché sennò è inutile fare la causa. Beh dai, dipende anche ci sono avvocati coscienziosi che lo dicono. Dalla correttezza professionale. Vabbè, però non succede molto spesso. Ecco, un attimo solo una telefonata. Pronto? Buongiorno, salve a tutti. Sì, buongiorno. Sono Franco da Manta. Io sarò magari forse troppo, come dire, scettico e penso sempre al negativo, però io queste cose qua in Italia non mi piacciono, perché sono sempre fatte alla fine in malafede, cioè sempre per allungare, come si diceva, per poter aumentare i costi degli studi di avvocato. Cioè il giochetto è vecchio, come l'avvocato della controparte che di nascosto si mette d'accordo per allungare i tempi e così poi si dividono la torta. Purtroppo in Italia queste cattive abitudini non ci saranno sempre, ma purtroppo ci sono. Mentre invece io ho potuto appurare che negli altri stati, purtroppo tutti tranne che l'Italia, quando c'è un problema ci sono addirittura delle agenzie che, se c'è un contesto, ipotesi la Germania, lei va a lavorare in un'azienda, l'azienda non la paga, dice io adesso cosa faccio, devo fare causa? No, si va in un'agenzia che acquista i crediti, lei presenta tutte le carte e lei dice guardi, a me da questa azienda mi vengono 15.000 euro. Lo studio di avvocati che compra i crediti dice, analizza la faccenda, dice guardi, io su 15.000 se lei accetta gliene do 11 subito e la chiudiamo qui, poi per riscuotere gli altri ci arrangiamo noi. E questo per me è una cosa alla fine positiva, perché uno non deve andare avanti e indietro, non deve spendere un casino di avvocati, perché se lo vedono gli avvocati con l'azienda. E naturalmente però dove si fa queste cose? In Germania, in Italia, no, in Italia bisogna dare... Chiarissimo.
Chiaro, chiaro. È chiaro. la realtà. L'Italia indietro di 30 anni, sono stato anche morbido, per me indietro di 100, però indietro di 30 anni rispetto agli altri, perché? Perché ci sono i parrucconi. Che gli interessi particolari, benissimo. Devo lasciare Grazie, ringrazio dell'intervento, la devo lasciare perché abbiamo pochi minuti a disposizione. Concretamente, cosa proponete? Non si può portare soluzione a livello nazionale perché lo sappiamo, c'è grande scetticismo e questo è un dato di fatto. Nel piccolo qualcosa si può fare? Questo, io dubito che si possa venire a capo semplicemente, perché chi si rivolge all'avvocato magari pretende di avere ragione, la ragione sta in mezzo, quindi uno dei due ha ragione. Allora quando si rivolge all'avvocato dice io ho ragione, ma molto spesso è radicata una interpretazione sbagliata delle norme e delle leggi, nel senso che anche se una persona ha torto crede giustamente, crede indebitamente, che rivolgendosi alla giustizia potrebbe avere ragione. Cioè mi te denunzio, questa è la frase che io spesso sento, te faccio causa, sì, cioè sono convinti che fai causa l'hanno già vinta. Allora, qui subentrano anche gli avvocati che dovrebbero anche intervenire, come diceva anche però ci potrebbero evitare molte cause se già avessimo una sentenza, anche se non definitiva, o un parere da parte del giurista, parlavo dell'anticamera della causa, il paragone. Che se avesse già un parere, per cui chi crede di aver ragione ma non è tanto convinto di aver ragione, non potrebbe anche prendere atto che se vada in causa la perdono. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione. Esatto. Non insistere perché ti faccio causa, perché molta gente è convinta che fare causa vuol dire che l'ha vinta. Allora però là si parla anche di onestà intellettuale, giustamente anche si diceva degli avvocati. Volevo fare una precisazione perché sì, è stata un po' dura la critica che è stata mossa dal telespettatore, sotto certi aspetti per carità si può anche comprendere, però è anche vero che spesso e volentieri la volontà della legge è positiva, nel senso che si vuole sicuramente ottenere un risultato positivo, poi come sempre le difficoltà stanno nell'applicazione pratica. Poi è stato giustamente detto che anche gli avvocati, sì, ma ci sono anche tanti avvocati, in questo mi permetto di mettermi in mezzo, che fanno del proprio lavoro anche, cioè sono corretti, quindi suggeriscono al cliente. Poi il cliente non vuole ascoltare, poi questo lì, punto, per carità, certo. allora in questo caso io mi faccio firmare un consenso informato, nel senso ti dico che non ti conviene, se proprio vuoi farlo per questione di principio, però sì, io la questione di principio poi io proprio perversa. tendo a escludere la litigiosità dinanzi al tribunale. Comunque siamo un popolo litigioso, quindi sì, questo sì. Va bene, allora siamo in chiusura. Cosa fare per cambiare? Facciamo questa domanda a chi ci ascolta. Esatto. Ma certamente non imboscarsi e andare a votare, perché tanta gente dice sono stanco di questa politica, fate quello che vuoi, ma come si fa a cambiare se poi sono sempre gli stessi che decidono anche per noi? Ma adesso abbiamo visto la riforma della legge elettorale che non consente comunque la scelta diretta, quindi anche sì, vabbè, questo è per le politiche, adesso siamo di fronte a delle elezioni amministrative in tante l'unica parti possibilità d'Italia, per scegliere. a Padova, a Servazzano, per parlare di Padova, ma ce ne sono in più di Treviso, 300 comuni nella regione Veneto. Io invito tutti a darsi da fare, iscriversi nelle liste civiche, ce ne sono tanti. Liste civiche sono equidistanti dai partiti tradizionali. Vabbè, i partiti tradizionali nelle politiche possono avere un ruolo, ma nelle amministrative non contano nulla. E noi andiamo a votare l'uomo o la donna che ci deve amministrare, abbiamo la fortuna di esprimere quindi il voto, partecipazione attiva alla politica, questo è importante. Una partecipazione attiva delle liste civiche che sono equidistanti dai partiti. Lì andiamo a votare, vogliamo votare Italo Tassinari, mettiamo una croce su Italo Tassinari e lui verrà eletto consigliere se prende voti. E dopo si vedranno naturalmente quelli che sono i candidati. Noi come AU abbiamo fatto una lista la prima volta dopo 23 anni, una lista civica alla quale ci sono aggregate altre 9-10 liste civiche, sportive, quindi siete di anziani, gli aggregatori, diciamo, in certo c'è gente che viene da volontariato, gente che viene dal mondo civile, che non ha mai avuto a che fare con i partiti, nel senso non tragico della parola, ma nel senso che non abbiamo mai avuto poteri, va bene? E che vogliono cambiare le cose. Allora, chi vuole candidarsi con l'associazione utenti vede che c'è info@aua.it oppure 049 66 17 88. Siamo in fase di
diciamo, di conclusione, venga a trovarmi, chieda direttamente di me del Presidente, non c'è bisogno di burocrazia, non c'è bisogno di chiedere appuntamenti, venga direttamente, ne parliamo. Si può attivare in prima persona o può darci una mano anche dall'esterno, potrà fare il consigliere comunale, l'assessore, non lo so, tutto è possibile, ma certo dobbiamo impadronirci dell'amministrazione comunale. Perfetto, siamo in chiusura, una battuta? Niente, quello che mi chiedo io conosco Cappelli da anni e conosco molti parlamentari che sono in questo coacervo di persone, sono migliaia di persone. È possibile che nessuno abbia mai trovato una soluzione ai problemi che abbiamo? Cosa ci vanno a fare in Parlamento? Tutta questa pletora di gente che quando in Parlamento non legifera, o se legifera a storto. Queste sono le cose. Io Cappelli lo vedo, tante volte lo consulto perché ha sempre la risposta per ogni normativa che non è chiara, che confonde le idee, trova sempre la soluzione. Possibile in Parlamento, fra 1000 persone ce ne sia una che abbia le stesse idee, non dico l'intelligenza di chissà di chi, ma che abbia perlomeno la coerenza per saper risolvere i problemi che si impongono la sua parola. Riflettete su quanto è stato detto, grazie ancora, noi ci vediamo presto, arrivederci, buona giornata.